La draga sulla chiatta galleggiante lavora senza sosta a pochi metri da quello che resta del molo dei Primieri a Rapallo. Da alcuni giorni sono iniziati i lavori che inizialmente in modo parziale dovranno ripristinare l'approdo per i battelli turistici in partenza dal golfo, andato distrutto dalla mareggiata del 29 ottobre scorso. L'obiettivo è quello di abbassare il livello del fondale per permettere l'attracco dei battelli, un primo intervento finanziato dal comune, accanto al quale si andrà subito ad inserire quello di ripristino del molo, per il quale il Consorzio Marittimo del Tiguglio ha messo in campo 20.000 euro di fondi propri, risorse che il Consorzio mette di tasca propria, ha spiegato il presidente Sergio Michelini, per il ripristino della pavimentazione del molo, la ricostruzione della biglietteria e il rifacimento di muretti, paletti e delle cime. Sono iniziati già da circa una settimana i lavori di scavo per l'accesso dei battelli al molo dei Primeri, molo che verrà ripristinato in un primo momento da parte della cooperativa dei battelli, per poi a settembre i lavori più importanti da parte del provveditorato delle opere pubbliche. È già una settimana che la chiatta è in zona, che sta scavando. Quando si potrà rendere parzialmente operativo quest'area? Diciamo che l'obiettivo è tra circa una settimana, massimo 20 di luglio, avere la possibilità dei primi attracchi. Intanto sul lungomare anche il San Francesco è stato riaperto, la soletta ai pedoni. Quando si potrà fare il collaudo? Si sta lavorando per arrivare anche alla riapertura completa. Per le feste di luglio, con delle corse notevoli, siamo riusciti a completare l'asfaltatura della soletta del San Francesco e poterlo aprire a livello pedonale. In questi giorni sono in corso i contatti con la ditta sia dei lavori sia la ditta a cui è stato appaltato il collaudo, per permettere nei prossimi 15 giorni di concludere le opere che hanno più un aspetto burocratico che di sostanza, però dovrebbero fare la prova di carico a giorni.